Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, benvenuto Presidente. Buongiorno. Il vino è sempre un'importante risorsa per la Regione Veneto, per il PIL della Regione Veneto. Direi che noi continuiamo ad essere i numeri uno, siamo la prima regione d'Italia, l'Italia è il primo paese al mondo per la produzione di vini e abbiamo il concetto della tipicità e quindi il fatto che siamo oggi qui in una regione che è dell'identità, in una fiera che è la fiera dell'identità. Quindi per noi vino significa fatturato ma significa anche promozione turistica. Prova ne sia che la prima regione d'Italia per turismo è sempre il Veneto. Ecco, il Vinitaly possiamo dire che sia un'importante occasione anche per parlare di questa intesa tra le banche e gli imprenditori, piccoli imprenditori agricoli. Ci spiega? Vinitaly resta la più grande rassegna al mondo, la più grande vetrina al mondo. Quale occasione migliore per presentare quello che è poi l'accordo? Ovvero in un momento di difficoltà diciamo ancora una volta che la nostra amministrazione, la Regione del Veneto, è a fianco dei produttori, quindi delle aziende agricole, delle 160.000 aziende agricole del Veneto per l'accesso al credito e quindi un accordo con tutti gli istituti di credito del Veneto per l'agricoltura, per le anticipazioni dei loro fondi comunitari in maniera istantanea.